Ci siamo. Allora, storia su Instagram, perfetto. Qua fammi levare sto coso. Sul telefono fammi aprire i commenti. Ok. Ciao Fabrizio. Ciao carissimo. Buon pomeriggio. Sto telefono non ne fa reggere. Oh, mo sì. Mo sì. Sistemiamo anche qui. Che... Oh, ecco qua. Ciao Fabrizio, come va? Come va? Come va? Ciao Matte. Buonasera. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Daniele. Un bacione a tutti. Come state? Tutto bene? Spero tutto bene, dai. Ciao Emanuele. Ciao anche Gianluca. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Fabio. Un bacione a tutti ragazzi. Allora, che mi raccontate è bello? Che mi dite? Dante, aspetta domenica a dillo. Aspetta domenica. Ciao anche Andrea. Io tutto a posto, Matte, non me lamento. No, Riccardo, ieri non ho visto la Lazio, so il risultato, ma non l'ho visto. Ho sentito qualcuno che smadonnava anche parecchio, però non l'ho vista. Ho visto il risultato, però. Dante, io non ne sarei così sicuro, però speriamo. Speriamo di no, Daniele. Cioè, io ormai penso che il Cagliari ormai sia retrocesso, però speriamo che non sia così. Ho visto giallo, ho visto anche il gol di Giroud. Tanta tanta roba. Veramente tanta tanta roba. Per niente male. Ciao Simo. Un bacione pure a te, Simo. Ciao Manuel, un abbraccione, ti voglio bene pure io. Ciao Manu. Ciao Nico. Allora sto Giulini. Giulini sta lì. Tranquillo Nico. Tranquillo. Vabbè, ma il Bayern è il Bayern, Matte. Daniele, in caso di retrocessione hai nominato tutti i giocatori che andrebbero via. Non, cioè, è lampante. Da quando è arrivato Semplici, Lobby ha vinto 5-0 e la primavera ha vinto al 93esimo. Speriamo bene allora. Manca solo la prima squadra, speriamo bene. Crociamo le dita. Io Gianluca non ci credo, ma ci spero. Non ci credo perché non ci credo. Io continuo a ribadire il fatto che il Cagliari è retrocesso dalla partita col Torino, ma ci spero tantissimo. Ma ci spero tantissimo. Raggia resta, fidatevi. E come fai a pagare l'ingaggio in Serie B? Come fai?
Siamo a -5 da un Toro che vola e da un Toro che rischia di prendere anche altri 3 punti per la vittoria a tavolino con la Lazio, non scordiamoci questo. Dogan andrebbe altrimenti, ma in qualsiasi squadra, Nainggolan ha tantissimo mercato comunque. Ti è piaciuto Giannini? Ha fatto un po' di mea culpa? Non abbastanza, non abbastanza. Secondo me non abbastanza. Si è scordato di ricordare che Zeman nel primo anno in cui è stato presidente l'ha voluto lui. Si è scordato parecchie cose, parecchie cose. Godin resterebbe, ma assolutamente no, assolutamente no. No, dobbiamo puntare al Torino per adesso, Nico. Tanto scusate se guardo qua, ma è perché c'ho i commenti qui. Allora, secondo me mi sia semplice, l'hanno scelto solo Giulini oppure insieme a Capozucca? Da quello che so io, Giulini, cioè è stato Giulini a scegliere semplici, ok? E da quello che so io, uno dei motivi principali per cui la società ha puntato semplici è per il fatto che il mister ha dato l'approvazione qualora il Cagliari retrocedesse, ovvero se il Cagliari va in Serie B, semplici rimarrebbe l'allenatore. Da quello che so, Capozucca inizialmente, inizialmente voleva Donadoni, però non abbiamo puntato su di lui e lui ha dato l'avallo per semplici, quindi non è che l'ha proposto Capozucca, l'ha proposto Giulini, ok? Capozucca ha semplicemente dato ok, però non era la scelta fatta dal DS, dal nuovo DS. Una retrocessione potrebbe costare anche un fallimento della società, secondo me. Secondo te? Allora, Stefano, innanzitutto ciao. Fallimento no, però sarebbe un bel guaio. Sarebbe veramente un bel guaio. Perché nell'ultimo anno il Cagliari ha speso tanto e col fatto della pandemia ritrovarsi in Serie B con introiti, penso, dimezzati se non di più, costa tanto, specialmente calcolando gli ingaggi che ha il Cagliari. Però, d'altro canto, se si va in Serie B, il Cagliari rifocillerà tranquillamente le casse perché venderà tutti, quindi è un problema che secondo me non si pone, ok? Il Cagliari venderà tutto. Poi calcolando che, rispondendo anche a non mi ricordo chi, Gianluca, Nainggolan non potrebbe retrocedere con noi, perché comunque Nainggolan poi a giugno torna all'Inter. Quindi, ciao Roberto. Capozucca assolutamente salto di qualità, ma tanto tanto. Daniele, mm, spero di no. Cioè, penso e spero di no, perché solo un coglione investe 60-70 milioni in una squadra e poi non farla arrivare in Europa. Cioè, sarebbe assurdo, veramente. Il Tirino, secondo te, la prossima la vince? Tocca vedere se il Torino la prossima la gioca. Speriamo di no, Nico, speriamo di no. Riccardo, è da vedere. Domenica partita tostissima, veramente tosta. Secondo me insieme a Parma e Crotone scende uno tra Benevento e Spezia. Attenzione al Toro che con la nuova situazione Covid e si ritrova potrebbe pagarla, non si allena e non gioca. Eh sì, potrebbe pagarla. Marco, mi trovi assolutamente d'accordo, infatti l'ho anche detto nel video. Assolutamente d'accordo. Ma Carta dove lavorava prima? Carta prima lavorava all'Olbia, responsabile settore giovanile, era praticamente il ponte tra Cagliari e Olbia ed è tornata a ricoprire quel ruolo e Capozucca ha preso il suo posto come direttore sportivo.
Ciao Sveltos, un bacione. Ciao bellissimo. Ciao Music. Fa caldo a Roma? Ma io sto bene a maniche corte, quindi sto abbastanza bene, dai, non fa freddo, perlomeno oggi. Tanto scusate un attimo. Allora, ok. Sottile quando torna? Bella domanda. Bellissima domanda, perché io non ne ho idea. Non ne ho assolutamente idea. E mi piacerebbe molto saperlo perché tornerebbe leggermente utile. A Torino 21 gradi. Vabbè, dai, piacevole. Piacevole come clima. Gioco 10 euro sulla salvezza. Vai, Gianlu, giocateli. Io non ci avrei mai il coraggio. In Serie B non ci sarebbe comunque bisogno di tutti quei nomi famosi attuali in rosa. Bisognerebbe cogliere l'occasione per puntare su una squadra giovane tale da promuovere finalmente in primavera. Andrea, mi trovi assolutamente d'accordo. Nico, Sottil come esterno in un centrocampo a 5 io sinceramente non ce lo vedo bene. Secondo me Sottil è un'ala, non può fare l'esterno. Speriamo Roberto, io ci spero. L'ho detto, non ci credo alla salvezza, ma ci spero tanto. Ciao Orti, domenica secondo me vincete. Crociamo le dita, Matteo. Non so che dite. Io non lo so, ormai mi aspetto tutto il contrario di tutto, quindi veramente può succedere qualsiasi cosa. Ciao Ale, non dovrebbe succedere, ma nel caso peggiore potrebbero assegnare il 3-0 a tavolino al Toro contro la Lazio per il problema dei tamponi, anche se però si sta parlando solo di una multa. Lo so Marco, l'ho ricordato anch'io prima, è un'eventualità da tenere in conto perché in quel caso il Torino allungherebbe a più 8. Ciao Stefano, un bacione pure a te, è stato un piacerissimo averti avuto in live l'ultima volta. Daniele, perché fiducia a Cerri e Paoletti e non a Contini e De Sogus che stanno facendo il panico in primavera? Bella domanda. Anche se con Semplici io ho fiducia che magari qualcuno dalla primavera possa esordire, perché comunque Semplici sa lavorare molto bene con i giovani, quindi secondo me un pensierino ce lo fa. Secondo me se retrocediamo Giulini vende tutti i giocatori e poi ci lascia nella merda. No, 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 no. Te preoccupa. Quello non lo farebbe mai. Non lo farebbe mai. Con l'Under giocava a punta nel 3-5-2 segnando anche. Ma Sottil punta ci sta. Sottil punta ci sta. Sottil punta ci sta. Anche se, ripeto, secondo me è più ala che prima punta. Però già come seconda punta, Sottil, secondo me mm, ce la può fare. Comunque fa specie sentire un romano che ti fa Cagliari. Ma che te lo fa fare? Ma chi me lo fa fa non ti fa il Cagliari più che altro. Fabri, a me mi piace soffrire, so odio autolesionista. No, cioè, la capisco la domanda, però non c'è sta tanto da girarci intorno. Tifo Cagliari, punto. Nel bene o nel male. Anzi, nel bene e soprattutto nel male. Ciao Gri.
Il Cagliari senza curva nord ha perso un terzo dei punti. Ma a me più che altro stupisce come la curva nord non si sia fatta sentire. Come gli Scumballs stiano facendo un silenzio, secondo me anche pauroso, per quella che è la situazione adesso del Cagliari. È chiaro che adesso con il nuovo mister non penso si facciano sentire, però dopo 16 partite senza vittorie io credevo che gli Scumballs avessero comunque qualcosa da dire e mi ha stupito il loro silenzio. Poi è chiaro che adesso ci sono situazioni più importanti come fortunatamente Cossu che è in ripresa per le condizioni e speriamo che possa tornare al più presto in dirigenza. A me piacerebbe vedere un Sottilla alle spalle della prima punta, quindi da seconda punta. Mi piacerebbe. Allora, l'ultima partita vista allo stadio, tra l'altro ho il biglietto lì, ecco, questo è il biglietto dell'ultima partita vista allo stadio, è il Roma-Cagliari dell'anno scorso, partita pareggiata 1-1. Venerdì erano sui 1000 fuori dalla curva, sì, ma erano 1000 tifosi, non erano 1000 ultras, che c'è differenza, c'è differenza. Cosa pensi di quello che hanno detto in conferenza stampa? Che le conferenze stampa vadano viste per quelle che sono, ovvero frasi fatte e di facciata atte a dare il contentino ai giornalisti e ai tifosi. In conferenza stampa non ti verranno purtroppo mai a dire la verità, ahimè. Giovini resta fino al nuovo stadio, poi lascia, questione di 4-5 anni. Se ti piacerebbe a te Gianlu, solo 4-5. A voi a te. Ma io me lo auguro, Fabio, io me lo auguro che possa portare gloria di nuovo al Cagliari, tuo figlio. A me piacerebbe vedere anche Simeone e Paoletti assieme dal primo minuto. Sì, in effetti ultimamente tutti e due, anche se messi insieme, non ne fanno uno buono, però si potrebbe provare. Secondo me Di Francesco come allenatore è sopravvalutato, non mi è mai piaciuto neanche quando allenava la Roma, è un po' la sfiga addosso e si crede di essere un grande mister quando non lo è. Io sinceramente non la penso così, Manuel. Io penso che Di Francesco abbia pagato le colpe per tutti, come molte volte capita quando si è l'allenatore. Si sa che è così. Quando un qualcosa va male, il primo posto che salta è l'allenatore. Però deve farti pensare anche il fatto che non è stato cambiato solo l'allenatore, è stato cambiato anche il direttore sportivo. Quindi ciò sta a inficiare cosa? Che Giulini ha silenziosamente, ma nemmeno più di tanto, ammesso che il progetto che lui aveva chiamato così è naufragato, è fallito, ha toppato. Secondo me Di Francesco è un mister decente, è un ottimo mister, però ha pagato le colpe di tutto, di tutto. C'è Nightbot che vuole... No, è la mia lista Amazon dei regali, non è Nightbot che vuole il regalo, ovviamente. Io darei più spazio a Cherry, onestamente. Tanto Simeone e Paoletti non ne fanno mezzo. Almeno Cherry dà tutto quando gioca. Sì, per carità, Nico. Però se dai tutto quando giochi e fai comunque schifo, noi abbiamo bisogno di, paradossalmente, uno che possa fare schifo ma che segni. E adesso non ce n'è uno che possa fare sta cosa. No, secondo me Joao non scende, Nico. Secondo me Joao non scende. La mossa del cambio di S è molto sensata, però troppo tardi, secondo me. Ma il cambio di S ha un'importanza relativa.
sulla carta, però fa capire molte cose, è molto pesante. Hai sentito il pezzo dove Giulini dice che trova somigliante la crisi di quest'anno e quella dell'anno scorso? Sì, l'ho sentito. Cosa ne pensi? Ragazzi, a me le conferenze stampa non è che facciano impazzire più di tanto. Quindi prendo con le pinze tutto quello che dicono. È ovvio che c'è un'analogia tra le due crisi per come sono arrivate, per il fatto che comunque comportino tutti e due una dozzina e più di gare senza vittoria, proprio per il periodo dell'anno in cui sono arrivate. Però bisogna estendere l'argomento, non bisogna guardare soltanto queste due crisi, ma bisogna analizzare tutta l'era Giulini e capire che questo è un qualcosa che accade da 7 anni a questa parte. E ripeto che l'unica cosa che in 7 anni non è cambiato è stato il presidente. Il Fanta lo stiamo continuando? Assolutamente sì, non lo aggiorno settimanalmente, ma lo stiamo continuando, certo. Asamoah in allenamento è fortissimo. Ho capito, ma se è forte in allenamento e poi non gioca è tutto un cazzo, Gianluca. Un allenatore che vince 3 partite di cui 2 in superiorità numerica non può definirsi vittima degli errori degli altri. Assolutamente sì, Gianluca, se il presidente dice io do a te e al DS carta bianca e poi non gli dai carta bianca perché non gli dai modo di costruire la rosa con i giocatori che vuole lui. Perché Di Francesco è praticamente da quando è arrivato che sta chiedendo un regista, gli hanno dato un regista, gli hanno lasciato Caligara, che è una pippa, gli hanno richiamato De Jong, è l'unico giocatore che era un regista, era Oliva, stava facendo schifo, gliel'hanno dato via e non gliel'hanno rimpiazzato. Quello che deve fare, i miracoli non è che li può fare. Ciao Giorgio, ciao Maze. Ho visto un pezzettino e sembra in forma, penso che giochi titolare subito. Boh, vedremo se riesce a fare impiangere Ligo Giannis, vedremo. Rinnovato il contratto è una questione di fiducia o per dare una scossa. Ok, Giovanni era sbagliato, ma Di Francesco si dimostra un piccolo uomo. Dipende dai punti di vista. Se per questo lo è anche Maran, perché pure lui si è fatto esonerare. E Maran ha accettato il rinnovo ancora prima di ottenere la salvezza, quando ancora c'era la seria possibilità di retrocedere, quindi la storia del regista non l'ho capita. Vai a chiedere al presidente Gianlu, perché nemmeno io. Ciao Christian, a me Di Francesco piace e l'ho sempre difeso, ma lo trovo molto limitato in alcuni aspetti. Se vedi i giocatori non rendono con un modulo, cambiano, non aspettare il giorno di ritorno. Ma Simo, lui i moduli l'ha cambiati, forse pure troppi. Quello è vero. Un asso al clone va forte e un asso al clone ha fatto un gol, quindi non diventiamo subito delle vedove di un as. Sicuramente stiamo parlando di un ottimo giocatore perché è un ottimo giocatore che al Cagliari ha avuto prima il Covid, poi gli infortuni, cazzi e mazzi e non si è potuto puntare su di lui. E da una parte io non credo che il Cagliari abbia fatto così male a rescindere il contratto. Cosa Luke del Torino? Nico, purtroppo facendo la live scorsa l'ho fatta con un altro ospite e mi sono reso conto che lagga da morire quando ho l'ospite. Il PC non mi regge, raga. Quindi purtroppo non posso più invitare nessuno. Cioè, volendo potrei, ma non mi regge il computer. Mi dispiace, Nico. Purtroppo è così. Dovevamo prendere Ranieri quando era libero, mamma mia. Sì. Comunque trovo orgoglioso che non si sia ancora rinnovato il contratto a Semplici sino al 2023. Ma aspetta una settimanella. Tanto ciao Giorgio, un bacione, ciao Eric. Ciao Sergio.
Mi dispiace, ma sono anch'io una cucurra, però, eh. Io te lo dico. Sono anch'io una cucurra. Mi duole dirtelo, però lo sono anch'io. Non credo si giochi, Ale. Non credo si giochi perché comunque l'ASL ha bloccato gli allenamenti. Sono passati da 3 positivi a 8 in nemmeno una settimana. Ah, sì, sì, quello lo sapevo. Ma l'ASL gli ha pure bloccato gli allenamenti. Matte dovrebbe usare quel modulo, però in conferenza stampa ha detto che comunque proverà a continuare sulla falsariga di quello che ha fatto Di Francesco nelle ultime partite, quindi un 3-4-2-1, un 3-4-1-2 più o meno. Non si sa ancora, Dani, Dani, non si sa. Nico, non c'era ancora la matematica, me lo ricordo perfettamente. Adesso non mi ricordo dopo quali partite era avvenuto il rinnovo, ma fatto sta che tu non puoi rinnovare il contratto a un allenatore quando ancora non ha ottenuto l'obiettivo della salvezza. È insensato, perché se poi retrocede e tu gli hai rinnovato, perché gliel'hai rinnovato? Perché ha fatto 2 partite buone? È insensato. Ho capito, Nico, ma se la terzultima metti caso a 37 o a 36, cambia poco. Perché basta che tu perdi una partita e loro ne vincono un'altra, che retrocede sei te, a prescindere dai punti che c'hai. Quindi, Luke, non credo ci siano i positivi. Non credo spuntino positivi nel Cagliari. Speriamo. Perché ci mancano solo quelli, mo. Ciao Francesco! Comunque, regà. Ciao Sarrischi. Regà, mi serve un vostro consiglio. Cioè, vostro consiglio. Allora, c'è qualcuno in chat che sia, diciamo, esperto o comunque che ne capisca un po' di computer? Cioè, nel senso di assemblaggio, di componentistica di computer? Fatemi sapere gentilmente, perché se c'è qualcuno devo spiegare la situazione. Sei contento della conferenza stampa di Giulini? No, mi lascia assolutamente indifferente e lascia totalmente il tempo che trova. Tutti, mi sa. Allora mi servite tutti, perché allora vi spiego la situazione, ok? Io ieri mattina mi sono svegliato che mi sono ritrovato una mail sul telefono di Twitch in cui ho scoperto che volendo posso fare l'affiliazione. Ciao Marco, io li so disassemblare, quello pure io, mi basta un martello. E praticamente poi andandomi a informare, perché ho paura di far cagate per quanto riguarda queste cose, ho scoperto che con Twitch, volendo, posso impostare come metodo di pagamento PayPal. Questo cosa mi permetterebbe di fare? Di accumulare una cifra, lasciarli su PayPal e poi andare a prendere un computer da gaming. Ok? Quindi io vi chiedo se gentilmente mi potete dire un sito dove prendere un computer preassemblato, perché non ho nessuno a cui affidarmi per assemblarlo, ehm, dove prendere appunto un computer preassemblato per, precisamente vi dico quello che mi serve, un PC da gaming in cui posso farci le live
e streamare anche, e che mi riesca a reggere anche Photoshop. Queste sono le specifiche che mi servono. Se mi riuscite a consigliare un sito in cui c'è un preassemblato, a prescindere da quale sia la cifra, però che costi il meno possibile, che mi possa fa, che mi possa essere torna utile per sta cosa, ve ne sarei grato, ecco. Giulini ha sempre parlato tanto e agito poco, Fabri. Non è una novità. Quello mi te serve a te, Giorgio. Quello credo lo necessiti tu o Francesco. Portatile? No, il portatile no, perché se no mi sarei buttato sull'Alienware proprio a occhi chiusi. No, stavo a pensare a un fisso. A un fisso. Mi servirebbero anche tutte poi le periferiche, eh. Fare un PC serio per streamare costa un pochino. Sì, ma non è quello il problema. Non meno di 1000 euro. Non è quello il problema. Poi piano piano accumulerò quella cifra. Cioè, prima o poi ci arriverò. Però c'ho bisogno comunque di cambiarlo. Che poi tra l'altro ne avevo messo uno preassemblato qua sulla lista desideri di Amazon, ma boh, non mi fido. E poi soprattutto dovrei pagare con PayPal. Quindi, regà, se mi potete dare una mano, per favore, vi chiedo sta gentilezza. Anche se mi cago sotto, in realtà, io ve lo dico proprio chiaramente. Buonasera, padre. Mi cago veramente sotto. C'ho paura che Equitalia. Ciao Max. Paura di cosa, Miro? Che Equitalia bussi. Perché se tu vai a vedere io, cosa farei? Lascerei tutti i soldi su PayPal e poi li andrei direttamente a spendere. E comunque sono soldi guadagnati su cui uno tecnicamente dovrebbe pagarci le tasse. Quindi a me è quello che mi fa cagare sotto. Devo trovare un modo, raga. Devo trovare un modo. Io ho bisogno di un PC nuovo. Io non so più come fa. Non so più come fare perché ho bisogno proprio di un PC nuovo. Cioè, avrei bisogno di tante cose. Però, per quanto riguarda YouTube, un PC nuovo assolutamente. Tutto a posto, Max, te? Ma la pagina Instagram solo Cagliari è tua? No. Io sono solo il grafico. L'admin è un'altra persona. Io gli faccio solo le grafiche. Però sono più una priorità alle tasse rispetto a un PC nuovo. Appunto, è quello il problema, Nico. Che io non so se posso farlo. È quello. È proprio quello il problema. Fate entrare in live qualche commercialista, vi prego. Che non so più come fa. Se non è tua, resuscitala immediatamente. Ma che cazzo?
Però in estate, se non erro, Difra che ha richiesto i vari calciatori che voleva Marin, ha voluto Zappa. Sì, ho capito, ma se vai a vedere non stiamo parlando di pippe, perché comunque Marin gli ha solo sbagliato il posizionamento, perché non è un regista ma una mezzala. Zappa è un esterno, ma gioca come terzino, non mi pare tutto sto scandalo, dato che ci abbiamo giocato fino all'altro giorno. Se lo fai fisso, fatelo assemblare da qualche rivenditore. Stai forse anche sotto i 1000 con una buona scheda grafica e con un Intel 7 come processore. 4 giga di RAM, aumenta Fabri, aumenta. Come minimo ne voglio 8, minimo. Poi un hard disk solido ci voglio pure l'SSD, perché lo voglio comunque bello prestante. Sono molto esigente sulle cose che non posso avere. Cosa ne pensi di Semplice al Cagliari? Aspetto di vederlo prima di giudicare. Anch'io, Valerio, sono contentissimo del ritorno di Capozucca. Ma se si fossero ammutinati come è successo in passato, se si fossero ammutinati io gli avrei tagliato lo stipendio. Semplice. 4 giga di RAM ormai non li trovi più nei fissi, minimo 8, ma con i 7 vanno per la maggiore a 16, soprattutto per Photoshop. A me più o meno quello serve, perché io ci dovrei fare streaming, gaming e lavori grafici. Quindi Photoshop, Illustrator, cose simili. 4 giga di RAM che è un microonde. Allora io adesso sto facendo la live con un microonde. Sto facendo la live con un microonde, Nico, sappilo. Perché il mio è esattamente 4 giga di RAM e non riesce a reggere assolutamente un cazzo. C'è la scheda video integrata. Il processore è un Intel Celeron. Vabbè, lasciamolo perdere. Anche perché mo che lo insulto, sicuro me lascia sul colpo. Ciao Lorenzo. Esatto, Mironde. Sì, è un portatile, Nico, ovviamente. Ovviamente è un portatile. Perché se era un fisso era da denuncia. Se era un fisso era da denuncia, ovviamente. Vabbè, Sarrischi. Me l'hanno fatto come regalo di 18esimo questo. Calcolate che mo vado per i 25 anni. Quindi 4 giga RAM è meno del doppio un cellulare qualsiasi ora. Esatto, è quello il problema, Dani. È quello il problema. All'epoca era un buon PC, dai. Sì, però il problema è che il tempo passa. Miglior DS del Cagliari anche allenatore era Giulini. DS Capozucca, allenatore per i risultati ottenuti Rastelli, ma io direi di Francesco. Ma Carta secondo me ancora si doveva svegliare. Tu sei fiducioso, Lorenzo. Io non so cosa aspettare. Cioè, mi aspetto veramente di tutto. Ma proprio di tutto. Ma Rocco adesso sta bene al Genoa. Ci dici la formazione del Fanta? Ne faccio tre. Quindi, che poi tra l'altro l'anno prossimo va a fanculo a tutti i Fantacalcio. Non lo faccio più. Mi sono rotti i coglioni. Mi sono rotto proprio i coglioni a far fantacalcio. Due palle in mani, sta presso la formazione, fai l'asta. Oh. Coglioni.
Basta, mi rompe le palle. Mi rompo veramente le palle. Dall'anno prossimo basta fantacalcio. Basta. Quello degli youtuber. Allora, fammi andare a vedere chi c'è sul fantacalcio degli youtuber. Fai uno sciopero. No, no, smetto proprio del tutto, vaffanculo. Tra l'altro la prossima gioco contro Ludovico Rossini. Bene. Ha già messo la formazione lui. Allora, la mia formazione al fantacalcio degli youtuber è Donnarumma, Tatarusano, Musso, Conti, Masiello, Isai, Tolian, Mario Rui, Samir, Augello, Bonucci, Chiellini, Romagnoli, Godin e Yoshida per i difensori. Centrocampo Ekdal, Nandez, Nainggolan, Bentancur, Adrien Silva, Tonali, Saponara e Zaniolo. E in attacco c'ho Sottile, Insigne, Gervinho, Sau, Caprari, Barro e Muriel. E attualmente sono al sesto posto su 8. Parli con uno che questa giornata ha fatto 77 e mezzo e l'altro 72. Ergo pareggio 2-2 solo perché ho messo Godin e Simeone pensando che fosse una vittoria e invece te la sei presa under culo, come si dice a Trieste. Sì, mantra. Mantra, sì, sì. Mantra 8 con modificatore in difesa. Mantra 8 con modificatore in difesa. Comunque, per rispondere alla domanda iniziale, se hai le idee chiare su cosa vuoi, ormai lo trovi su eBay moltissimi negozi che hanno la vetrina lì. Ti prendi il case e poi le periferiche su Amazon. Il problema è che io lo vorrei comprare preassemblato, cioè lo gradirei preassemblato perché almeno io non lo devo montare, non mi devo affidare a un altro che li monta, eh, perché sarebbe una spesa in più. Magari andrei pure a pagare di meno, però so tanti passaggi. E poi perché così ci avrei la possibilità di prendere computer, periferiche, tutto insieme. Per quello, capito? Non ti ho visto all'asta di rivelazione del mantra con gli altri youtubers. Lo so, Lorenzo, perché quando c'è stata quell'asta di riparazione io non lo sapevo. Non avevo controllato il gruppo, ho visto soltanto la sera che mi hanno taggato, Carmi mi ha taggato nella storia dell'asta di riparazione, però io mi ero già organizzato per fare una live qui su YouTube sul fine calciomercato del Cagliari. Quindi me la so presa nel culo, non ho potuto far l'asso, ho delegato tutto a Carmi. Ciao Jacopi, un bacione, bello de casa. No, Sarri, cioè io non mi metterei mai a assemblare un computer anche se trattasse solo di montare una porta USB perché ho paura di fare i danni, ma i danni seri. Quindi evito. Io in uno a inizio anno ho puntato sul Papu Mertens di Bala. Cazzo, sul Papu ci ho puntato pure io. L'unico anno in cui io ho puntato sul Papu, dove andare a finire così. Un Mac costa troppo? Non è che costa troppo, ma non andrebbe tanto incontro a quello che mi serve a me, perché a me mi serve gaming, streaming e lavori grafici, quindi Photoshop, Illustrator, quelle cose là.
Tranquillo Vittorio, tranquillissimo. Il Cagliari deve fare cose semplici per salvarsi, esatto. E non è nemmeno detto che basti. Purtroppo. Tanto ciao Giordano, secondo te con Liverani il Cagliari sarebbe in questa situazione? Non lo sapremo mai. Scelta sbagliata di Francesco, hanno maledetto. Tutte e due. Tutte e due. Non credo che più che scelta sbagliata di Francesco è stata sbagliata la scelta di non affidarsi completamente a lui. Perché poi è chiaro che l'idea del presidente si sia riversata sul mercato, perché quello non è stato un mercato fatto per avere Di Francesco come allenatore. Parliamose chiaro. Ciao Manu, un bacione Manu. Oddio. Cioè, pensate come sto. Se io adesso provo a mettere un commento in evidenza, mi lagga a bestia. Cioè, pensate come sta messo. Ho saputo, Jacopi, ho saputo purtroppo. L'ho saputo. Che rosicata. Non ne usciremo. Non ne usciremo, porca troia. Che palle. Se rinviano Toro Sassuolo, più potrebbero acchittarsene. In che senso, Roberto? Dopo giochi un po' Rocket. Vedo, Manu, vedo. Secondo voi il marchio Adidas CB rimarrà? Dipende da quanto hanno stipulato il contratto. Se è solo un anno, no. Probabilmente si cambierà. Vabbè, Torino-Sassuolo rinviata per forza. Cioè, l'ASL gli ha bloccato gli allenamenti al Torino. Come cazzo fanno? Che poi, se non mi sbaglio, è proprio l'anticipo Torino-Sassuolo. Correggetemi se sbaglio, ma credo fosse l'anticipo. Ah. Sì, immaginavo. Sarebbe stato bello, secondo me, far tornare Zenga. Ha portato grande passione a Cagliari e si era molto affezionato ai giocatori. Le sue tattiche non sono malvagie e mi sarebbe piaciuto rivederlo. Io, Vittorio, sono completamente in disaccordo. Se c'è qualcuno che ha sbagliato mestiere, secondo me quello è Zenga. Perché è uno showman, non è un allenatore. Poi io l'ho sempre percepito come una delle persone più false che io abbia mai visto, però questo è un mio giudizio personale. Quindi non lo so, a me Zenga non è mai piaciuto e quindi boh. Ciao Ruben Fish, sempre Forza Casteddu, sempre. Zenga ha vinto le partite a campionato finito, ma Zenga è stato chiamato giusto per levare Maran de torno, ma tanto il Cagliari non sarebbe mai retrocesso perché comunque avevamo un distacco netto l'anno scorso. Eh, nemmeno gli si può dire, ma almeno ha vinto contro la Juve perché quella Juve ha già smesso di giocare e poi con Sarri non è che abbia mai giocato tutto sto granché la Juve, quindi. Sono già usciti i nomi dei contagiati del Torino. Si sa che c'è Buongiorno Linetti Murru. Si parla di Belotti come quasi certo contagiato e poi non so gli altri. Anche per me Zeng è inutile, soprattutto come persona. Speriamo che da lunedì sia l'allenatore del Crotone, perché vorrà dire che la nostra domenica è andata come doveva andare. Speriamo.
Sì, Belotti, Singo, Bremer, i più forti contagiati. Beh, allora sicuramente gliela rinviano la partita. Vabbè che era lampante anche già da prima. Su Zenga Showman hai ragione, si sta divertendo ora a Canale 5 con la D'Urso. E quello secondo me è un valore in più, un valore aggiunto per non prenderlo. Cioè, però vabbè, punti di vista. Ciao Matte, alla prossima. Con una classifica difficile ci voleva un mister semplice. Vabbè, i giochi di parole si sprecano con semplici. Si sprecano proprio. Tu per domenica sei fiducioso? Assolutamente no. Ciao Ale! Al Genoa l'hanno rinviata quando aveva tanti positivi? Yes. Che se non mi sbaglio era proprio contro il Torino. Era Genoa-Torino se non mi sbaglio. Sì, era Genoa-Torino. Almeno l'unica gioia ce la dà la primavera. Esattamente. Tra l'altro manca a farlo apposta, mo non so se si vedrà mai. Eh, devo coprire il messaggio. Fanculo. Vediamo se ci riesco. Ok. No, non si vede, vabbè. Cusumano. C'ho dei messaggi di Cusumano qua. Infatti io dovrei pure rispondere. Scusate un attimo. Intanto, regà, se volete scrivere tipo spammate ciao, ciao Cusumano, così random, gli faccio la foto e gliela mando. Vabbè, ma ad alcuni gli faccio le grafiche, Christian, quindi è normale che mi cercano. Sì, ma hai visto come gioca lo Spezia? Sì, ma prima o poi dovrà crollare pure lo Spezia. Dai, non può reggere tutto il campionato così, eh. Non può assolutamente reggere tutto il campionato così. Ah, tra l'altro, prima che mi scordo, vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link del canale, non del gruppo, del canale Telegram. Per chi vuole rimanere aggiornato e sapere quando vado in live, dove vado in live, può trovare il link qua sotto al canale Telegram e lì saprà sempre quando andrò in live e dove andrò in live. Per chi vuole rimanere aggiornato. Poi vabbè, ci sta pure Instagram, Twitch, cazzi e mazzi. Per chi vuole. Il Benevento deve smettere di fare punti senza meritare nulla. Magari facessimo noi senza meritare niente. Io però, regà, vi dico che secondo me si retrocede. Poi vedremo. A o B non mi interessa, magari in Serie B, ovviamente spero di no. Il valore e l'amore della nostra tifoseria sarà ancora più sentito, ovviamente, ma quello è ovvio, Vittorio. A prescindere, noi ci saremo, quello è ovvio. Magari retrocede il Toro, Fiorentina e Genoa.
Lo vedo difficile, lo vedo molto difficile, perché vuol dire che Parma, Crotone e noi se siamo messi a fare un campionato della Madonna e loro incominciano a fare veramente schifo. Genoa sta viaggiando sull'onda dell'entusiasmo, quindi la vedo difficile possa toppare. La Fiorentina comunque ha un organico che insieme a quello del Cagliari è nettamente superiore alla maggior parte delle squadre che navigano in quella zona. Il Toro ha ritrovato Nicola che a quanto pare gli porta bene. Il Genoa tanto si salva ogni anno, quindi non fa nemmeno più notizia. Anche noi l'anno che siamo retrocessi non meritavamo la retrocessione perché c'era l'Atalanta che la meritava più di noi, ma molto più di noi. Però retrocedemmo comunque. Non hanno perso col Verona, hanno pareggiato 2-2, credo, o 1-1. Però hanno pareggiato, non hanno perso. O hanno perso. Scusate, eh. Com'è finita l'ultima partita del Genoa? Della Serie A Genoa Hellas Verona si è conclusa con un pareggio sabato scorso. Entrambe le squadre hanno segnato 2 gol. 2-2, vedi. No, il Bologna non rischia. Il problema non è scendere ma risalire, la B è tosta. Sì, ma ogni campionato è tosto, Francesco. Quindi non è tanto quello. Secondo me ci risali anche perché poi tu te vai a vendere tutti, perché tu ti venderai quasi tutti i giocatori, e una squadra che combatte in Serie B poi ce l'hai, perché te la riesci a fare tranquillamente. Magari si riesce a vedere Marconi, io continuo a proporlo, non si sa mai. Qualche giovane della primavera pure. Boh, io chiedo, dico, espongo, propongo. Bah. Raga, io non ci credo, ma un po' ci spero. Poco. Perché secondo me non conviene manco sperarci, però. Non Guglielmo, però, Giorgio. Guarda che non siamo in B scemo. Grazie dello scemo, Maurizio. Grazie mille. Grazie per avermi detto una cosa che non sapevo. L'Ascoli vuole prendere Sottil. Lo so, ma deve chiedere alla Fiorentina comunque. Pure se l'allenatore è il padre. Ladinetti, Cauda, Lumumbo e Contini. Yes. Tito Lumumbo diventa un mostro. No, non c'è un Marconi in primavera, è il Marconi del Pisa. Michele Marconi. Maurizio, l'ho detto prima che io pensavo che il Cagliari retrocede. Quindi, cioè, me lo sono detto da solo, figurati, non è che mi stai insultando così, eh. Sappilo. Tra l'altro era da un po' che non mi venivi a insultare. Mi sei mancato. Il Cagliari ha preso i fratelli Tramoni per Lisandro. Voleva puntare a lui ed è palese perché è molto più forte del fratello. Io ho visto semplici molto cazzuto. Se si mettono in testa di giocare si può fare. Roberto, io ti ho detto, non ci credo perché non ci credo. Io continuo a ribadire il fatto che il Cagliari, secondo me, è retrocesso con la partita col Crotone. Però ci spero. Un po' ci spero, come è ovvio che sia. Perché non è che a me mi piace vedere il Cagliari in Serie B. Parliamoci chiaro, però.
Vedemo, vedemo. Io per la B prenderei Tutino. Attualmente Endo gioca Salernitana? Io me lo ricordo la Salernitana. Può essere? Gennaro Tutino. E io prenderei Van Basten. Sì, sì. Van Basten, ne ho sentito parlare bene. Quest'anno il Chievo sale in A. E sti cazzi. Non mi frega a me del Chievo. Falliscono, mi fanno un favore. Se si retrocede c'è sta una sfilza dei nomi su cui si può puntare proprio a occhi chiusi. E se non si retrocede io punterei su un nome che ho visto al Sassuolo, che è in prestito, che a me fa impazzire. Sì, sì, io al Chievo il fallimento gli auguro. Mi sta sul cazzo, che ce devo fare? Più forte di me. E che cazzo. Speriamo che Vittorio, che ci salviamo. Uno lo spera. Se te devo dire che ci credo, io non ci credo. Speriamo che Cicarini, spinto dai vecchi ricordi, si metta a fare autogol. O se fai spell un'altra volta, non lo so, basta che faccia qualcosa. Sarebbe di grande aiuto. Ho sentito che sempre ci stravede per Cherry. Yes. Da quello che so io è stato lui a volerlo alla spalla prima che fosse esonerato. Da quello che so. Quindi c'è il rischio di vederlo titolare. Cherry. Secondo te se il Cagliari retrocede, Joao rimane? No. Occhio un ass. Pure lui è un bel cazzo per culo. Ciao Matte! Un bacione pure a te. No, ma dove è andato coso? Maurizio, come si chiamava? Si chiamava Maurizio. Sì, Maurizio. No, Maurizio. Dovevi rimanere, Maurizio. Perché vai via? Ho bisogno di altri insulti. Maurizio. Non ci stanno più gli haters di una volta, però, eh. Che poi, tra l'altro, lui è il mio unico hater. Ci sono affezionato. Stacca l'anzonno a me. Qui intanto strillano, non si sa che cazzo fanno. Bah. Fanno una paura.
Che si dice? Semplice ci ha già salvato. Sarebbe facile così, Ale. Sarebbe molto facile. Bisogna capire quanto sia effettivamente un problema, Vittorio. Francesco Pereiro è scomparso, ma io direi che Pereiro, tolto il gol alla Roma, non è che sia mai arrivato, eh. Col Crotone vinciamo. Vedremo, Matte, vedremo. Maurizio, dai, come back, Maurizio. Ciao, France. Ma pensa un po', vi ritrovate qui. Ciao Francesco, ti saluta Alessandro. Ma pensa un po'. Figata. Se Semplici dovesse salvare, propongo di levare Carlo Felice e mettere una sua statua. Manuel, non spammare le emoji che se no il bot qua si fa roder culo. E ti dà degli avvertimenti, ti dà delle sospensioni momentanee. Comunque, ragazzi, mi fate sapere una cosa. Io adesso provo a aprire un'altra scheda su Microsoft Edge. Mi dovete dire se lagga veramente tanto, perché sono veramente curioso. Io, per esempio, adesso ho aperto una nuova scheda e mi dovete far sapere quanto lagga, se lagga tanto, se lagga poco. Fatemi sapere perché ho necessità di saperlo. Ecco, sono tornato. Ciao Manu, in contatto semplici anche per la prossima stagione? Yes. Non lagga. Ah, perché la torta ha laggato? C'è qualquadra che non cosa. Non stava laggando più di tanto. Se fosse risolto il problema. Ma meglio così. Non lo so, Manu, non credo che entro. Non stava laggando più di tanto, non lagga. Forse ho capito il problema, perché se io adesso provo a aprire una qualsiasi scheda, per esempio adesso provo a aprire il sito del Cagliari, adesso probabilmente il video laggerà un botto. Quindi il problema secondo me sta nell'aprire le schede, cioè nell'aprire altre pagine, non tanto nell'aprire schede. Se ci salviamo, secondo me è giusto dare fiducia al mister oppure cambiare? Se ci salviamo, secondo me rimane comunque semplice, perché ha il contratto fino al 2022. E a me mi era comparso il simboletto della connessione che non va, perché... Che poi tra l'altro, scusate, io vi vorrei rendere parte... Penso che se lo faccio collassa il PC. Se lo faccio collassa il PC, ma vorrei tanto poterlo fare. Vediamo se ci riesco. Allora, giusto per farvi capire quanto posso rosicare,
Allora. Ok. Dopo il Crotone abbiamo il Bologna, Riccardo. Allora, io volevo fare così. Ok. Condividi. Vediamo quando si attiva. Ok. Ci dovremmo essere. Se io tipo faccio così. Mamma mia. Allora, ce la facciamo? Ho cliccato mezz'ora fa. No, remove. Add to stream. Oh. Perché non... Regà, voi vedete pure la mia schermata del PC, per favore, me lo fate sapere? No, perché non ho fatto add to stream, ma io l'avevo fatto. Oddio mio. Oh, ok. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Allora, quanto sta laggando? Andresti a vivere a Cagliari? Guarda, attenta a questo. Io volevo fare uno speed test e qua come città compare Cagliari. Io adesso vi volevo far vedere questa cosa. Faccio uno speed test mentre sto in live, sì. Voglio far morire il computer. Immaginavo che andasse a molto molto poco, però questo è perché il server che prende lui fa veramente schifo. Il server che prende qua lo speed test lo dovrei cambiare, infatti mo lo cambio e vedrete che cambia lo speed test. Poi dopo capirete il motivo di questa. Tra l'altro vi faccio anche vedere che qui vedete che è cablata la connessione, non è col wifi. Allora, cambia server. Mettiamo questo qua. Vai. Non è che cambia più di tanto la situazione, ok. Però più o meno avete capito l'andazzo. 5 in app. Che ridere. Che ridere. Vabbè, avete capito. Ok. Non si vede più. Non si è visto, regà? Non si è visto lo speed test? No, non mi dite così. Interrompi che se no dai la memoria il computer. Remove qua. No. Lasciamo perdere allora. Come se non avessi fatto nulla. Lasciamo perdere. Lasciamo proprio perdere. Mamma, che computer di merda. Non gliela fa manco a cosa una pagina internet. Vabbè, lasciamo perdere. Paoletti giocherà mai titolare? Vedremo se con semplice avrà qualche possibilità.
Vabbè, Capozucca è Capozucca, Matte. Capozucca è un grande. Capozucca è veramente un grande. Cioè, non ci posso. Io sto a fare come i cornuti, ci sto a ripensare. Cioè, mi ci sono pure impegnato per fare qua cosa. Ci ho messo mezz'ora e poi manco si è visto. Che palle. Ma non è che ci rivolta Melchiorri? Non so quanto possa essere fattibile. A livello umano sarei contentissimo. A livello di giocatore ormai penso che abbia fatto il suo tempo. E lo dico anche con un po' di rammarico. Rieccoti. Ha usato delle bellissime parole, Capozucca. Giannetti, io regà, Giannetti lo riprenderei pure in Serie A. Io lo amo alla follia. Ah, Vittorio, pure tu stai a Roma? O forse me l'hai già detto che stavi a Roma? Però mi sa di no. Ciao Papuman. Ciao Salvatore. Ciao Marco, vai tranquillo. Non ti preoccupare. No, non mi ha mai detto niente Munari. Hai saputo che rinviano la partita con il Sassuolo e forse con la Lazio? Beh, quella col Sassuolo praticamente è sicuro che la rinviano. Secondo te che percentuale abbiamo di salvarci sinceramente? Se te lo devo dire sinceramente, spaccato. Però io continuo ad avere un barlume proprio piccolo, piccolo, piccolo di speranza. Serve davvero un miracolo, sì. Ciao Ale! Vicario come prossimo portiere ti piace? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Secondo me ottimo prospetto e può coprire tranquillamente la futura partenza di Cragno, quindi assolutamente sì. Guglielmino sarà il prossimo portiere titolare del Cagliari, spero. Lo spero. Ora come ora potenzialmente il Crotone ha più chance di salvarsi di quante ne abbiamo noi. Dipende. Secondo me si può fare, sempre ci sembra quello giusto. Poi certo il campo dirà il suo. Quello ovviamente noi possiamo fare discorsi, filosofie, qualsiasi cosa, però
L'unico giudice è il campo. E il campo darà la sentenza definitiva. Io credo che ormai il Cagliari, continuerò a ripeterlo, è retrocesso quando abbiamo perso col Torino. Purtroppo. Purtroppo. Mi dispiace dirlo, mi dispiace tantissimo, ma quella doveva essere la partita, secondo me, da dentro fuori. Quella è stata la partita da dentro fuori. E il problema è il fatto che la partita da dentro fuori c'è stata a febbraio. Ormai l'unico che può cambiare le cose è semplici. Non ne sono così sicuro. Non ne sono così sicuro. Se battiamo Crotone, Bologna e Samp usciremo dalla lotta. Dipende se il Parma magari le vince, dipende se il Torino le prossime le vince. Non è così facile. Non è così facile. Cristian, se si retrocede rimane semplice, quindi ciao Giuseppe, bentornato. Era da tantissimo che non partecipavi. Immancabile le classiche battute di Giuseppe. Mi mancavano, mi mancavano. Se si retrocede, però speriamo che riaprano i bar perché abbiamo bisogno di dimenticare. E tanto anche. Non ha la clausola di rescissione se si retrocede? Ha risolto il contratto con la spalla, semplici, se ti riferisci a lui, Ale. Se ti riferisci a lui, semplice, ha risolto il contratto con la spalla, quindi... Ma poniamo il caso che ci salvassimo. Secondo te, Giullini punterà all'Europa o terrà i piedi per terra? Spero solo che faccia le cose con criterio, perché alla fine è l'unica cosa che... Scusate, che gli si chiede. Mm. È stato lui, senza che nessuno glielo chiedesse, a dire che entro il centenario avrebbe portato il Cagliari in Europa e che il Cagliari avrebbe avuto il suo stadio. Due obiettivi proclamati, due obiettivi falliti. Tra l'altro, obiettivo stagionale per ora fallito anche quello del 13° posto, perché ha chiesto a Di Francesco di portare il Cagliari almeno al 13° posto. Stiamo al 18°. Ma poniamo... Ah no, è sempre la stessa domanda di prima. Tanto ciao Manuel, io da laziale vorrei Cragno, visto che probabilmente la prossima stagione se ne va via Stracoscia. Il Cagliari quanto valuta Cragno per una cessione? Una trentina di milioni. 25-30 milioni. Ma comunque Cragno, da quello che so io, era inizialmente promesso sposo alla Roma e poi per esplicita richiesta di Cragno è stato annullato tutto. Però si parla di Cragno per il futuro portiere dell'Inter, per la sostituzione di Andanovic. Non credo che la Lazio possa mai puntare a Cragno. Marco, beh, mi trovi d'accordo? Io sapevo che l'Inter avrebbe puntato su Cragno,
Però tutto può essere, Manuel. Sul fatto che sia difficilissimo siamo d'accordo tutti, però guardiamo i numeri. Ora come ora, 5 punti da recuperare con 45 a disposizione. A me non sembra impossibile. Ma tu non calcoli che giocano le altre squadre anche, Nico? Ma se hanno detto Allison per 70-75. Vabbè. Ma dipende pure in che categoria poi lo vai a vendere, Ale. Perché se tu vai in Serie B poi non puoi alzare più di tanto il prezzo. Cioè, ti ricordi fino a qualche mese fa dicevi che il Cagliari doveva andare in Europa? Non è fino a qualche mese fa, fino a quando morirò dirò che quest'anno il Cagliari doveva andare in Europa. Ma io ho sempre ripetuto che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, non sono io che deve portare il Cagliari in Europa. Ripeto, l'obiettivo del Cagliari era l'Europa League. Poi è chiaro che col campionato che va avanti così gli obiettivi cambino e adesso è la salvezza. Ma in principio era l'Europa. Come lo era l'anno scorso. Buona serata, Pantera. Buona serata, Marco, perché ho detto Pantera. Beh, a livello di marketing, Giulini purtroppo, non gli oddio, non gli si può dire nulla a Giulini per quanto riguarda il marketing, perché è veramente una spanna sopra. Almeno in quello ci capisce. Non viaggia a ritmi forsennati, ma c'ha la possibilità di ricevere 3 punti a gratis, perché c'è in ballo la partita con la Lazio, e allungherebbe il distacco di 8 punti. Secondo me hai esagerato dando delle promesse alla piazza e poi non si sono rivelate. Hai deluso un po' tutti, pure me che ci avevo iniziato a credere. Ma io o Giulini? Secondo me Di Francesco è troppo sopravvalutato e quest'anno lo sta dimostrando. Se non sbaglio, l'ultima partita di Francesco come allenatore le ha quasi tutte perse. Sì, 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 sì. 5 punti, se vinci 2 e il Toro fa un punto, li hai già recuperati. Ma devi sperare che il Toro ne fa 2 e che tu cioè che il Toro fa un solo punto e che tu ne vinci 2. E adesso come adesso non è così scontata come cosa. È tutta una questione de se e de ma, Nico, quindi non è che si può fare più di tanto un ragionamento. Ma io non ho illuso nessuno, cioè io ho semplicemente portato e constatato dei dati di fatto, ovvero che il Cagliari negli ultimi anni ha speso quasi 50 milioni e qual è l'unico modo per ripagare la spesa fatta quando gli stadi sono chiusi, i diritti TV non bastano e non hai altre entrate? Quello di trovare un piazzamento in Europa. Cioè non ho fatto un ragionamento così assurdo. Non mi pare di sta a parlare di cose allucinanti. Eh, io Nico comincerei a calcolarlo come se il 3-0 gli fosse già stato dato, perché ti conviene, ti dà più fame secondo me. De Zerbi secondo me Manuel è tanta tanta roba, tanta tanta roba. Che poi non è che pensavo. Il Cagliari doveva andare in Europa, cioè era quello l'obiettivo. Perché vieni a dire che tu hai preso Godin per salvatte o per arrivare a metà classifica.
Cioè, tu prendi Godin per arrivare a metà classifica, prendi Nandez per arrivare a metà classifica, fai tornare di nuovo Nainggolan per arrivare a metà classifica. Ti sei preso Rog per arrivare a metà classifica. Ti sei tenuto Cragno per arrivare a metà classifica. Cioè, se questi sono colpi per rimanere a metà classifica e per salvarsi, per andare in Europa, che dovevamo prendere? Pelé e Lampard, come il Cagliari abbia fatto tutto questo per puntare all'Europa. Poi ripeto, il fatto che si punti all'Europa non significa matematicamente che poi si vada in Europa, perché, ripeto, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Gli obiettivi non li abbiamo raggiunti e adesso ne pagheremo le conseguenze. Francesco, assolutamente hai ragionissima. Per una metà classifica, esatto. No, non ci voglio credere. Cioè, quindi Giulini ha speso 50 milioni in 2 anni perché lui aveva come obiettivo quello di puntare alla metà classifica. Con gli stati chiusi poi, eh? Quindi sapendo che gli unici introiti che poteva ottenere erano quelli provenienti dal campionato, lui ha deciso logicamente di puntare a quelli minori per arrivare a metà classifica e non in Europa. Ciao Jack Jack, siamo arrivati quartultimi con Del Nevo e Brambilla. Io quel Cagliari non l'ho praticamente visto, quindi non mi permetto di dire A. Guarda, a me Manuel, a me Di Francesco è sempre piaciuto. Mm. Ovviamente se il Cagliari si ritrova in questa situazione è colpa sua, come è colpa del DS, come è colpa della squadra, come è colpa del presidente, è colpa di tutti. Christian, io non so se tu sei ritardato o proprio volutamente non vuoi capire quello che io sto cercando di dirti. Ti ripeto, l'intenzione non significa che è una cosa certa. Tu hai la volontà, vorresti puntare all'Europa perché è l'unico modo per ritornare, per riavere i soldi che tu hai speso per quella squadra. Quindi è chiaro che il Cagliari avesse come l'obiettivo di puntare all'Europa, quello era l'obiettivo. Che poi la squadra non abbia retto per altri motivi, quello è un altro fatto. Ma secondo me non si può negare che l'obiettivo fosse quello. Perché se tu volevi puntare, arrivare a metà classifica, potevi spendere meno dei 50 milioni e stavi a postissimo. Ne bastava un decimo, bastavano 5 milioni se volevi arrivare a metà classifica. 5, no 50, 5, 5. Di che vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare, dai? Punti arriva a metà classifica, non spendi 50 milioni. Sensazione per la partita di domenica? Non ce l'ho.
Sponsor o sponsor tecnico, Manu? Perché noi di sponsor ci abbiamo Artigianato di Sardegna e Cnusa e Tiscali e Arborea. E sponsor tecnico ci abbiamo Adidas. Non so quanto siano gli incassi della squadra con gli sponsor. E io, Cri, è quello che ti sto cercando di far capire. E tu non mi puoi dire che il Cagliari puntava alla metà classifica. Cioè, non me lo puoi dire. Ciao Manuel. È quello che io dico, infatti, Francesco. Poi è chiaro che a stagione in corso, in base a quella che è la classifica, poi gli obiettivi cambiano, ma è logico che sia così. Perché se nella situazione in cui ti ritrovi adesso vai a dire che l'obiettivo è l'Europa, vuol dire che proprio tu non ce l'hai la testa per ragionare. Perché è lampante. Non puoi dire quando sei terzultimo che l'obiettivo è l'Europa. È chiaro. Oh. No, si è spenta. Cioè, sono scaricato. Maledizione. Comunque, ragazzi, siamo arrivati a 1 ora e mezza di live. Io direi che me ne vo'. Niente, vi ringrazio per aver partecipato. Vi ricordo, giovedì non ci sarà nulla qua su YouTube, però starò in live su Twitch dalle 22 fino a mezzanotte. Per chi volesse, qua sotto trova il link per il canale Telegram dove può rimanere aggiornato su quando andrò in live e dove andrò in live. Vi mando un bacione, sempre a Forza Casteddu e noi ci vediamo alla prossima. Belli, raga.